Una raffica di pugni, tutti al volto, che lo hanno tramortito e fatto cadere a terra sbattendo la testa. Sta lottando tra la vita e la morte il giovane barista cinese aggredito domenica sera all'interno del suo locale in piazza Vittorio Veneto a Tencarola, Selvazzano Dentro. Le serrande abbassate, i tavoli riordinati all'esterno, la violenza è scoppiata al bancone del bar, molto probabilmente perché il 27enne si è rifiutato di servire ancora da bere a due clienti già ubriachi. L'escalation di violenza è durata alcuni minuti, prima la lite per futili motivi, poi il pestaggio da parte dei due uomini, forse alterati dall'alcol. I residenti che abitano sopra il bar hanno sentito le sirene dei carabinieri e dell'ambulanza. Uno di loro stava rientrando a casa e ha visto il trambusto. Due ragazzini sono venuti ubriachi, hanno chiesto da bere, però erano minorenni. Marco, è un ragazzo bravo, lui è sempre stato bravo, ha rifiutato di dare da bere perché erano minorenni. Loro, quello che ho capito dalla signora, hanno preso il ragazzo da botti. Gli aggressori non sono minorenni, sono due fratelli moldavi di 32 e 42 anni. Il più giovane è stato bloccato dai carabinieri intervenuto dopo la chiamata dei clienti del locale. L'altro invece è riuscito a scappare ed è ancora ricercato. Il 32enne moldavo è stato tratto in arresto per resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il 27enne barista gestisce il locale con i genitori ed è la prima volta che accade un episodio simile e in quartiere nessuno si spiega come mai questi due balordi siano finiti in quel locale. I due non sono di Selvazzano e mai prima di allora erano stati visti in zona.